Vi scrivo, carina, e non so se siete viva, se già non siete dove non c'è desiderio, se intanto non è finita la vostra precarietà. Siete morta? Chiedete dunque alla vostra pietra di farsi lieve. Chiedete alle rose, signora, di richiudersi in boccio. Chiedete al disgregarsi di leggervi la lettera del mio disgregamento. La morte tace al cospetto dei versi, nei quali vengo a voi, giovane, così crudelmente appena sul maturare, che nella mia giovinezza a un re mi fa somigliare d'un perduto reame. Ma voi lo sapevate quanto di ali a noi manca per volare come angeli, come ridiamo col sangue e come col sangue piangiamo. La mia caduta ho trovato. Carissima Iri, ti ringrazio per i bellissimi versi che mi hai dedicato nella tua ultima lettera e devo poi dirti che sono stata davvero contenta nel sapere che ti è tornata la voglia di leggere e di essere riuscito a costruire un angolo della tua stanza, una piccola trincea di libri con la quale sentirti protetto dai tempi bui e confusi che nostro malgrado stiamo vivendo. Per quanto mi riguarda, invece, da qualche giorno mi sento avvolta da strani e oscuri presagi che non riesco ad interpretare. Mi sento sola e poi ho sempre freddo, Iri. Ho freddo per la mia stanza, ho freddo per i miei libri, ho freddo per i miei amici, ho freddo per il ghetto, ho freddo per le vie della mia Venezia. Lei pensa che siano ancora possibili queste atrocità? Oggi come oggi certamente no, ma non dubito che i tedeschi, e perché solo i tedeschi? Qualunque altro paese, forse che non ci sono dei campi di concentramento in Grecia, o ci sono stati, in Grecia o in Algeria o in Brasile. Il Cile. E in Cile, ci sono. Quindi perché? Anche in Italia. Non ci vorrebbe molto. Io purtroppo devo dirlo, lo so questo, non è che lo pensi, lo so che si possono fare dappertutto. Possono esistere, dove un fascismo, non è detto che sia identico a quello, un fascismo, cioè un nuovo verbo, come quello che amano i nuovi fascisti in Italia, cioè non siamo tutti uguali, non tutti abbiamo gli stessi diritti, alcuni hanno diritti e altri no, dove questo verbo attecchisce, alla fine c'è il lager, questo io lo so con precisione.